Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti e con chi ti incontrerai, ma non te la prendere, loro sono... Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, rigorosamente in diretta via Carlo Brereo 41, oggi che è il 21 marzo, l'inizio della primavera, almeno la primavera è iniziata molto prima, il 9, quella della stagione insomma, però per attenerci alle consuetudini oggi è il primo giorno di primavera. Chi vi parla, vostro sparacazzate preferito Federico, 15:07, lo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, ripeto 0292947222. WhatsApp per i più timidosi 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. In studio c'è anche Mimmo Magnetta che saltella da una parte all'altra, la nostra mitica Sveva in regia che cura tutta la parte tecnica e senza di lei tutto questo non sarebbe possibile, e soprattutto abbiamo qua come ospiti i Duck Road di Milano, che ci tengono, perché poi se non visto di Cinisello, no, Cinisello no, solo Milano. Allora sono tutto al più sei di Canosa. Io sono di Cologne. Saluto anche gli amici di Cologno che ci ascoltano e anche il Canosa di Puglia Fan Club che ci segue sempre. Sì, allora partiamo con la trasmissione. Per chiunque ci possa vedere, ha la fortuna di avere il televisore con l'internet, non il Telefunken, vedrà che a fianco a me ci sono un sacco di uomini, ragazzi che fanno parte di questa banda sulle due ruote, sono dei... Cioè, posso chiamarvi centauri o vi offendete? Perché ormai non... Qua bisogna fare attenzione come si parla, perché... Scooteristi. Ok, e allora Se no si offendono i centauri. presentatevi allora. Allora, io sono Lorenzo, uno dei fondatori di questo gruppo scooter. Io sono Roberto, suo fratello, e insieme a mio cugino Valentino che è qua di fianco a me abbiamo avuto la bella idea di creare questo gruppo di scooteristi e niente, Adesso oggi siamo qua insieme a voi. Stiamo cavalcando l'onda. Io sono Valentino, cofondatore con i miei cugini, abbiamo ottenuto buoni traguardi, siamo felici di quello che abbiamo creato, è una grande famiglia, grazie a tutti. Io sono Mimmo Magnetta, appunto, sono quello che ha prodotto questo bel risultato oggi, perché io amo animare la vita di questo ambiente che ci dà la possibilità di portare i nostri sentimenti fuori da questo luogo, da questo palazzo che appunto ospita questa radio in cui ormai ho passato già 22 Natali, anzi questo è il 23esimo. La mia trasmissione è una trasmissione appunto che parla, è una trasmissione che parla di lavoro, e però ogni tanto io faccio queste improvvisate, perché non si può parlare solamente di lavoro, ma si parla anche di lavoratori, si parla di uomini, di esseri umani che appunto hanno, oltre che quello che è l'impegno lavorativo, poi hanno anche le passioni. Meno male che appunto al giorno d'oggi c'è ancora qualcuno che delle passioni le ha. Voi siete qua appunto a dimostrare che le passioni possono esistere, devono esistere, perché sono quelle che fanno la differenza negli uomini. Mettiamoci dentro anche le donne, perché sennò poi dopo ci accusano di essere del patriarcato. Già l'argomento in questi mesi si fa sentire. Ma noi appunto da sto lato siamo tranquilli, perché abbiamo qua la nostra splendida regista Sveva, che dà un fascio di luce e di gioia in questo ambiente così a volte troppo serio, insomma. Ecco, io ho voluto invitarvi qua, ho voluto fare entrare dentro proprio in corteo
vi siete, cioè, vanno sentito, vi abbiamo sentito. A me è la cosa che mi ha riempito di godimento, perché ogni tanto bisogna darlo uno scrollone alle pareti di questo ambiente che appunto ospita la nostra radio e che ospita il sottoscritto appunto da più di 22 anni. Io porto nelle mie trasmissioni sempre gente vera, problemi veri e anche gioie vere. Ecco, voi per esempio rappresentate questo, cioè col fatto di esservi riuniti, di esservi messi assieme, partendo prima dalla cuginanza, dalla fratellanza. Fratellanza, poi cuginanza. Però poi attorno a voi avete raggruppato e raccolto tante altre persone e secondo me questa è una cosa positiva, è un merito che questo paese vi dovrebbe riconoscere, visto che appunto viviamo ormai in un paese in cui non esistono più le persone, ma esistono i numeri, esiste gente che consuma. No, noi, a parte che qua adesso poi andiamo a descrivere anche quello che ognuno di voi fa, perché ognuno di questi signori che appunto oggi mi circondano svolge un'attività lavorativa, perciò sono persone che producono la ricchezza che porta avanti, che fa diventare più grande il nostro paese. Ecco, però appunto prima vi invito a fare proprio un succinto discorso di come siete nati, di come vi è venuta questa idea, di chi è stato il primo ad averla. Beh, il primo sono stato io, però prima di raccontarti come siamo nati, volevo presentarti il resto del gruppo, che sono amministratori anche loro. Lui è Davide, Diego, Rocco, Gioacchino e Dino. E loro fanno parte dell'amministrazione. 2 amministratori mancano, non sono potuti venire. Che li salutiamo. Li salutiamo, Arianna e Lonni. E niente, questo gruppo qua è stata una mia idea di 2 anni fa. Ho preso un maxi scooterone, ho detto Roby, mio fratello, prendilo anche te, facciamoci una giacchetta e iniziamo ad andare in giro, poi tiriamo in mezzo la gente. Lui ha avuto la bella idea di questo logo, questo l'ha fatto lui, dopodiché abbiamo tirato in mezzo Valentino, mio cugino. Però ancora prima di arrivare a questo logo, il nome non era questo. Era nato come un gruppo scooter proprio col nome della casa motociclistica. Dopodiché avevamo pensato a una tartaruga. Qual era la casa motociclistica? La Honda. Okay. Questa è pubblicità manco tanto occulta. Cioè, se qualcuno della Honda ascolta, si mettesse la mano sulla coscienza. Noi qua in questa radio abbiamo sempre bisogno di aiuti. Honda, se ci sei, batti in colpo. Ci piace. E all'inizio il nome non era questo, ma avevamo pensato a una tartaruga, andando in giro in scooter, godendoci i panorami, facendo le gite. E avevamo pensato a una tartaruga, quindi era Tartaroad, però capisci che suonava un po' male. Poi lui ha avuto la bella idea del papero, e da lì è nato il logo, il nome Dakar Road, eccetera, eccetera. Abbiamo iniziato noi 3, scrivendoci anche nei vari social, postando le nostre foto con i giubbottini, Le gite nostre. Anche se eravamo in pochi così, però il giubbotto magari attraeva. E niente, abbiamo iniziato ad avere i primi iscritti, abbiamo aperto la pagina Facebook, abbiamo iniziato ad avere i primi iscritti e piano piano ci siamo conosciuti, ci siamo trovati e il gruppo si è ingrandito sempre di più. L'idea della giacca l'avevo fin da quando ero bambino. Cioè praticamente ho sempre sognato uno stile californiano, però vabbè, qua in Italia lo facciamo con lo scooter. E secondo me è questo che lega molto il gruppo, che ha legato molto il gruppo. Poi ovviamente dietro ci sono le persone, a pelle, tutti quanti Ci siamo trovati bene, sembra che ci conosciamo da 20 anni e quindi siamo arrivati a questo punto. Pian piano siamo cresciuti e ad oggi ancora continuiamo a crescere. Perché come dicevo prima sono le passioni che uniscono le persone. E poi le divise, possiamo dire che il vostro giubbotto o il vostro simbolo è una sorta di divisa ed è una cosa che serve perché voi in pratica animate quello che è anche lo spirito del branco. Prima Federico presentandovi ha parlato appunto di banda
Sì. Beh, parlare di bande non è proprio molto indicato, insomma, Sì, ci stanno bande anche, in le senso bande positivo. musiche, ecco, voi siete sicuramente un gruppo umano, siete sicuramente quello ha parlato di bande, io parlerei di clan, peggio ancora, peggio mi sembra. Peggio mi sembra, però, cioè, ecco, risultare, comunque farsi notare, affascinare anche la gente, e con appunto una modalità anche di vestirsi, con un simbolo che vi rappresenta, è importante, perché tutti quanti vanno a cercare un qualcosa con cui assomigliarsi ad altri. Noi lo vediamo che tanti lo fanno coi telefonini, cioè se uno non c'ha l'iPod di una certa marca, di un certo prezzo, è un barbone, non conta niente. Ahimè, viviamo in questa società qua, però al di là di quelli che sono i simboli che voi appunto avete scelto e che portate avanti, appunto, con orgoglio, ma per esempio se arrivassi io per esempio, cioè in cantina un vecchio lui, se arrivassi io con il mio lui che non so se c'ha 50 o 60 anni e chiedessi di entrare nel vostro gruppo, sarebbe un accetto o sarei discriminato? Che bisogna avere per forza uno scooter o Beh, discriminato mai, no? No, ok. però abbiamo messo anche delle regole noi. Sì. E quali sono? Beh, Per esempio a partire dalla cilindrata mm. e poi siccome siamo un gruppo di scooter accettiamo solo scooter. Di un certo, Di un certo, di sì, un beh, certo ovvio. anche perché considerato che poi voi appunto vi mettete assieme nei fine settimana, fate anche vacanze più lunghe, a volte le vostre mete sono anche mete che sono abbastanza distanti, Certo. perciò uno deve avere Mezzo affidabile. mezzo affidabile, Certo, perché sennò alla fine sicuramente. poi dovete soccorrere loro sempre. Cioè, ce l'avete il carro attrezzi voi per Abbiamo le il moto? meccanico però. Un meccanico. Ecco, e qua vi volevo appunto, ecco, voi siete partiti da un gruppo familiare che appunto ha saputo coagulare attorno a sé tante altre persone, ognuno di voi ha una professione, svolge un lavoro. Ecco, considerato che questo spazio, il mio spazio, è quello che parla sempre di lavoratori, io quando mi hanno coinvolto in questa trasmissione dovevo parlare solamente appunto di ambulanti o di balneari o di tassisti, e io ho ampliato un attimino un po' diciamo i settori, ecco, per far capire alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori chi siete voi, che persone vere siete voi. Ecco, io comincerei appunto parlando Valentino. da Valentino. Tu che lavoro fai? Io faccio il driver per Amazon da 9 anni. Sono Ok. felicissimo, è un lavoro che mi appaga in tutto e per tutto e sono contento. E sei preciso nelle consegne? Precisissimo. Io uguale, lavoro per Amazon, mi ha fatto entrare ai tempi mio cugino, prima facevo tutt'altro lavoro, ero un cuoco, però in Italia non mi sentivo appagato. Tu sei diventato, la stazza l'hai acquisita da quando eri cuoco o da quando ti hai messo a lavorare con Amazon? Quando lavoro per Amazon ha perso. Ho perso. Ah, sì? Sì. Niente, mi ha fatto entrare mio cugino e anch'io come lui da un anno in meno sono anch'io driver in Amazon e mi trovo veramente bene. Amazon, se ci sei batti in colpo anche te. Siamo due. Al meccanico. Sono Davide e lavoro in una ditta che produce nylon, quindi in realtà sono il meccanico per passione, ma non per professione. Ecco. Sicuramente sono quelli più bravi, quelli che fanno i meccanici per passione, perché poi Dai, vero. Beh, lui se ne intende molto, è veramente bravo. Ne capisce molto di motori anche. Ma tu ti intendi anche di macchine per caso? Diego, Noi ci conosciamo, avvicinatevi al ci microfono. conosciamo, sai che io lavoro da anni ormai nella pelletteria. Ma non le Gli ascoltatrici, non gli lo ascoltatori. facciamo sapere anche loro e attualmente lavoro in una fabbrica di borse. Che di prodotto lusso. Chi, tipo quelle che usa comprare e regalare la ministra? Sì, anche. Pure i tarocchi fai? No. No, quelli no, tutta roba buona. Lorenzo. Io lavoro in palestra come personal trainer. Sei quello che ricostruisce i muscoli delle persone, in pratica, comunque li aiuta meglio. Allora, diciamo ricostruirli no, diciamo farli crescere sì, ok.
li gonfio. Non di botte però. Mi sa che mi ti dovrò rivolgere anch'io, perché io ho bisogno, a seguito dei problemi ossei che ho avuto, mi sa che dovrò dotarmi anch'io di un bravo trainer, giusto? Sì, sì. È il numero 1 allora. Ma tu massacri i tuoi utenti? Guarda, dipende, perché tanti vengono da me per proprio mettere su massa muscolare e tanti vengono comunque anche per fare lavoro aerobico, diciamo, bruciare un po' di calorie, eccetera, eccetera. Quindi non è che tutti vengono in palestra per i muscoli. Quindi ci sono tante persone che vengono anche per altro, quindi è variegato come lavoro. A me verrebbe facile una battuta, ma non la faccio, perché sarebbe troppo scontata, vista anche la vicinanza, no? No, ma lui mi ha fatto perdere chili. Ah, sì? La differenza, c'è una differenza tra il grasso e il muscolo, però, ok. Io invece sono Rocco e faccio l'idraulico per passione. Per passione. Ma per passione fai anche qualcos'altro, Sì, sbaglio? a me piace molto la musica, mi piace scrivere testi e fare musica. E infatti ho fatto delle sigle proprio per i Duck Road. Grande. Bravo Rocco. Che è quella che non siamo riusciti a mandare in onda, in pratica. Magari è arrivata, non si può fare ascoltare con la... Sì, volendo Col sì, telefonino, in effetti, allora. col telefonino, No, avvicinandolo al microfono, perché se no, cari miei, Giro, Mimmo. Ah, scusa. ok. Ma una zoomata di tutta la... no, Posso metterla vicino al sì, microfono? sì. Siamo un gruppo di amici pronti all'avventura. Sfrecciamo con gli scooter, la giornata è pura. Sotto il sole splendente, il vento ci accarezza. Tra risate e voragini, la vita è una bellezza. Sulle strade di Dakar, noi non ci fermiamo. Con i nostri sogni in tasca, insieme viaggiamo. Ogni curva è una storia, ogni angolo un ricordo. Con gli amici a fianco, chi ci ferma è un gorgo. E tu sei l'autore di questa... Ce ne sono tante altre che ha fatto molto belle per noi. Io ve l'ho già detto, lo devo mettere in contatto con Sammy Varin, che è quello che è l'amante delle musiche, cose varie. Sicuramente tornerei qua come... Sarà piacere. Ti ringrazio. Tu stai nascosto. No, non è... Ciao, sono Gioacchino e mi occupo del campo della sicurezza moda. In particolare Casa. Non vuol dire. fatti vedere. Io sono Dino, 29 anni di operatore ecologico, quindi una vita. Ne ho vista tanta, però ce n'è più fuori. E qual è la zona? Cinisello. Capito. Cinisello è cambiata parecchio negli anni, In peggio, sì. decenni, sì. E pare che abbia belle intenzioni di peggiorare, nonostante nonostante la gestione politica amministrativa, che è abbastanza seria. Il sindaco di Cinisello è Gilardi. No? E lui è di casa qua, il sindaco di Cinisello, è stato ospite anche in queste trasmissioni alcune volte, e però sindaco evidentemente c'è qualcosa da fare ancora un po' di più, anche perché se no tutta la monnezza di Cinisello dove la mandiamo? La mandiamo ancora nelle terre dei fuochi? No, Cinisello, no. è serio. Ce la bruciamo tutta in casa? Vabbè. Io mi scordavo di dire una cosa. Chi vuole intervenire per fare le sue considerazioni può chiamare alla diretta allo 02 92 94 72 22. Ripeto, 02 92 94 72 22. Se siete interessati ad aderire a questo gruppo, potete anche chiamare in diretta, oppure vai Lorenzo, Allora, riferimenti appunto per... Ok, quindi potete trovarci su Facebook, sulla pagina Facebook Duck Road Milano Scooter, e su YouTube
dove mettiamo i video delle nostre gite e quant'altro. Facciamo anche le live pre-gita il venerdì sera, non tutti ovviamente, solo quando ci sono le gite. Niente, su questi 2 social ci potete trovare, Instagram. e su Instagram, vabbè, poca roba ancora, Roby. Quindi YouTube e Facebook. E poi volevo anche dire che comunque abbiamo una sezione a Bolzano, per chi fosse interessato, e una sezione a Verona. Quindi ci stiamo estendendo un po' nel nord Italia, diciamo. Stasera saremo in live. Ah, è vero, stasera siamo in live perché settimana prossima abbiamo una gita a Grazzano Visconti, quindi faremo una live dove spiegheremo un po' come ci muoviamo, a che ora partiamo, il ritrovo e tutte queste cose qua. Vedete, ho dato il numero della diretta subito. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, buongiorno, sono Alessia, anzi siamo Arianna e Alessia, facciamo parte dei Duck Road, siamo le Duckerine. Benvenute fra noi, e ci mancavate voi allora, così Rimanchiamo noi. davate un po' di purtroppo non è- forza alla regista, perché noi qua di femmina ci abbiamo solo lei. Non è potuta essere lì Arianna, che fa parte degli amministratori per un'operazione, però volevamo salutarli e dire che ci siamo anche noi, le grandi Duckerine che fanno parte dei Duck Road. Grazie ragazzi, auguri alla... Forza ragazzi, grandi, avanti tutti, bravi! Grazie ancora. La trasmissione la potete trovare poi su Facebook, su YouTube, andando su Radio Libertà, trovate appena terminata la trasmissione, dopo pochi istanti la potete anche scaricare. Mimmo, mi hai fatto venire in mente una cosa, visto che hai detto che puoi trovare la trasmissione su YouTube, eccetera, eccetera, che la live di stasera che facciamo parte dalle 22, più o meno un'oretta fino alle 23, perché sennò la gente poi andava su YouTube e dice ok, niente, volevo precisare questo. E perciò appunto fate questa live dove appunto indicate quelli che saranno la vostra prossima uscita, giusto? Sì, la prima della stagione. Più con le varie novità che ci saranno da quest'anno, col tesseramento e tutto quanto. Ok. Io tanto per far sapere anche i piani alti, ho voluto invitarvi perché comunque sia qua con me ho ben 8 rappresentanti di questo gruppo che rappresentano le loro famiglie, rappresentano tutti gli altri iscritti. Tutti gli altri iscritti hanno svolgono tante altre attività, insomma voi rappresentate una buona parte del popolo italiano che vota, soprattutto perché comunque sia poi avete la patente, avete tutti i documenti in regola e avete appunto dei sentimenti che sapete esprimere. Avete cominciato appunto con la costituzione di questo vostro gruppo, col fatto di esservi dati un'identità, una riconoscibilità. Ecco, questa è la gente che noi dobbiamo andare a cercare, a rappresentare e a cui dobbiamo risolvere i problemi se ne hanno, insomma. Perciò, considerato che il primo direttore responsabile che ho avuto qua è stato Matteo Salvini, che ora è lui il ministro dei trasporti, se tante volte vi venisse in mente qualche cosa con cui potete migliorare quelle che sono quello che è la vita dei motociclisti e delle moto, sappiate che attraverso me, attraverso questa radio, avrete un canale privilegiato. Grazie. Ringraziamo. Perché appunto è vero. Vabbè, allora rimanete con noi perché adesso abbiamo il primo stacco pubblicitario. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
Rieccoci, siamo sempre sullo Spazio Più in collaborazione oggi con i Duck Road Milano, che però appunto non siete solo milanesi, tu prima dicevi che ci siete anche a Bolzano, Verona e in Meridione. Lì non ci siamo ancora arrivati, magari fossimo già così grandi. Comunque ci arriveremo. Sì, Tanto abbiamo dei contatti, quindi metà di noi sono meridiani. Dunque, allora, dicevamo prima che appunto ognuno di voi svolge una sua attività professionale. Come a proposito, ecco, con quello che sono gli introiti che voi incamerate grazie al vostro lavoro, come trovate il costo della benzina? Caro. Alto, molto alto. Cioè, questi Anche costi... le autostrade. Perché le più delle volte l'autostrada è cara e c'è coda. Sì. Vabbè, ma voi con gli scooter potete... Quando sono in giro per lavoro col furgone mi faccio Mi ricordo, Sì. se posso dire i prezzi. Abbiamo un'altra chiamata. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? È cascata la linea, se vuole richiama. Volevo dire una cosa, voi venendo qua, entrando qua, poco prima di entrare in radio, avete avuto la benedizione del vice ministro Garavaglia, vice ministro all'economia, quello che appunto... l'abbiamo invitato al gruppo. Aspettatevi di averlo fra di voi. Benvenga. Garavaglia è una persona di parole. Io ho avuto l'occasione in passato di coinvolgere in diverse attività che questo sindacato che io rappresento, che appunto è il proprietario di questa trasmissione, lui è stato sempre presente, si è sempre dato da fare. C'è ancora? Abbiamo con noi ancora l'ascoltatore? Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Parla, sei in diretta. Ciao Gioacchino. Chi è? Sono Tortellino. Tortellino. Chi è Tortellino? Un amico. Prego, parla, dai, sei in diretta senza filtro e di censura. Bada bene a quello che dici, però. Ma c'è Gioacchino là? Dai, cosa ci vuoi dire? Vorresti far parte anche tu dei Duck Road? Quanti anni hai tu innanzitutto? 12. Tra 6 anni. Perché se uno c'è un cinquantino non può. È un po' problematico. No, quando sarò più grande promesso verrò con Gioacchino. Ti aspettiamo allora. Ti aspettiamo, dai. Va bene, grazie. Ciao Gabri. Ciao. Prego, abbiamo un altro ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Pronto? Ci sei? Sono io? Sì, sei tu in diretta. Ma la regia mi ha mandato subito in onda, volevo essere filtrata. Io volevo chiedere una cosa, siccome una cosa non è allegra, ma da bambini non ci regalano i motorini perché sono pericolosi, le moto idem. Mio zio diceva l'automobile ha 4 ruote e la moto ne ha 2 e ha un'altra stabilità. Sentiamo continuamente incidenti molto gravi e mortali. Questi ragazzi ci potrebbero dare in alcuni punti, in qualche punto, un decalogo di buon comportamento e di sicurezza, o è tutto veramente molto aleatorio e vago, e impreciso e indecifrabile? Ma rispetto a chi ti trovi davanti o a chi ti trovi di dietro, perché loro sono motociclisti e poi si comportano seguendo i canoni. Sia del motociclista, sia dell'attenzione che il motociclista deve avere guardandosi intorno. Va bene. Decalogo, dei punti di minima sicurezza. Va bene, ti facciamo dare la risposta in diretta, te la faccio dare direttamente da Diego, che lui è lì nascosto sotto il suo cappello. Sicuramente la moto rispetto a una macchina è più rischioso, ti prendi dei rischi che in macchina non hai. Ovviamente
devi comunque essere il primo a rispettare quello che è il codice, rispettare i pedoni, rispettare la segnaletica, rispettare le auto. Devi avere un occhio in più perché sei meno visibile come ingombro e tutto. I camion ti vedono all'ultimo, le macchine magari anche. Per questo noi comunque siamo molto più prudenti rispetto a quando vai in giro in macchina. Ed è questo che forse rende affascinante anche il fatto di andare in giro insieme, perché quando si è in tanti si va più piano, si va tranquilli, Si è più perché visibili. si è più visibili, si è tutti insieme, perché questo è la cosa più importante. E questo ti porta anche a fare attenzione a te stesso e anche agli altri che sono con te. Ora noi, fortunatamente non è successo niente ancora, può succedere, se ne vedono di ogni. Però secondo me, fatto con un certo criterio, il fatto di girare su 2 ruote, che sia una moto, che sia uno scooter o quant'altro, insieme ad amici, vale il rischio che si prende andando in strada su 2 ruote. Penso che l'ascoltatrice possa essere soddisfatta. Sei soddisfatta, ascoltatrice? Se n'è già andata? Vabbè. Posso aggiungere una cosa? Visto che ha parlato di bambini, eccetera, eccetera, noi nel gruppo, perché c'è il bambino, ma c'è anche l'anziano che ha i riflessi meno pronti magari. Noi siamo un gruppo dove c'è il 18enne, ma c'è anche il 77enne. Quindi tutte le cose che hai detto Diego, devi per forza metterle in atto quando vai in strada. E poi quando si è in tanti ovviamente Anche alle rotonde noi abbiamo la ti sicurezza. fai vedere, eccetera, eccetera. Comunque poi io credo molto nel destino. Anche Quindi perché se posso, eh. quando andiamo in giro noi abbiamo organizzato dei ragazzi con pettorine arancioni, dove sta uno all'inizio, staffetta uno in fanno. mezzo e uno alla fine, e bene o male controllano il gruppo, diciamo, no? Anche su rotonde, incroci e quant'altro. Io da quando vi ho conosciuto mi sono dilettato ad andare a guardare i vari filmati che voi avete postato e in effetti sono rimasto impressionato da uno in cui eravate una caterva, non filmate più. E in effetti, tanto per rispondere all'ascoltatrice, è chiaro che se sta una motociclista solo tante volte, È meno visibile che tutti noi scooter. oppure tanti se ne fregano anche, insomma, perché sono poche le persone che se vedono arrivare il motociclista dietro piglia e gli danno spazio. anzi, Tante vanno volte apposta. prendono e gli tagliano la strada. Quando appunto invece che motociclista ce n'è una caterva, beh, stanno anche più attenti. Io non per niente il 30 di questo mese, appunto fra 9 giorni, dovrò scendere a Roma per commemorare, per ricordare un mio amico che è morto sulla via Laurentina, che è una via consolare a Roma, ed è stato ucciso praticamente da un tizio che guidava una macchina e che ha fatto un'inversione a U su questa via consolare, una via consolare con la doppia riga dove non si poteva appunto fare la manovra del genere. Perciò praticamente questo mio amico ci si è andato a schiantare, lui era su uno scooter, era su un Vespone. All'epoca andavano di moda i Vesponi ancora, sto parlando di 20 anni fa. E praticamente lui è andato a sbattere contro questa macchina e è andato a sbattere con il petto contro la parte posteriore di questa macchina, non mi ricordo più che macchina fosse, ed è sopravvissuto per 3 ore. Prima che gli scoppiasse il cuore è sopravvissuto per 3 ore. Ecco, la cosa che a me m'ha fatto parecchio incazzare all'epoca è che questa persona che aveva provocato la morte di questo mio carissimo amico, che era un mio vecchio compagno di merende, che ne aveva passata di ogni ed era sopravvissuto a tutto, invece davanti a un coglione non c'è niente che ti può proteggere. Tu prima appunto hai parlato che è una questione di curva, è questione anche di coscienza, di senso etico della vita che la gente c'ha. Ecco, questo tizio che appunto ha provocato la morte di questo mio amico aveva sul suo sito la mia, praticamente diceva che la sua cosa più importante era la sicurezza stradale. Che non ha messo in pratica. A me mi è venuto spontaneo, l'anima di chi te stramurti, lo dissi proprio in dialetto, cioè, meno male che la tua priorità è la sicurezza stradale, guarda te hai fatto un'inversione a U su una strada consolare, ecco allora
in effetti è una questione a volte è una questione di cursi. Cioè, non per questo non è che devi andare in giro. non per questo non è che vai in giro a fare il pirla, però vai in giro con Stai a casa. stai attento, fai tutto come devi fare, come le regole dicono. Poi dopo, se stai camminando per strada, ti cade dal balcone una tegola, non puoi farci niente. Come si dice a Milano è la sfiga, ma abbiamo un altro ascoltatore in linea, vero Sveva? È andato via? Tutti quanti e Diego per questa loro risposte. Grazie. Questa è l'ultima volta che chiami, perché basta una chiamata alla volta, capito? Tu è proibito. No, Grazie, sì, c'è la regola grazie. della radio è questa. Da Radio Libertà, A tutti i ragazzi, arrivederci. Grazie. Ciao. da Radio Libertà c'è questa regola della linea diretta senza filtri né censure, però chi chiama una volta poi non si può far risentire dopo 5 minuti, se no e dopo ne abusano. Allora, dove eravamo rimasti? Che voi appunto farete un live in cui appunto darete le indicazioni per il vostro prossimo giro. Dove avete detto di andare? Andiamo a Grazzano Visconti, che cos'è, provincia di Piacenza? Piacenza. Andiamo lì, poi da lì ci sposteremo a Castellarquato, dove mangeremo anche, e poi l'ultima tappa è Vigoleno, prima di rientrare a Milano. Di solito prendiamo prenotazioni per il giro, come facciamo sempre, perché dobbiamo sempre sapere quanti siamo. Già adesso siamo in un gran numero, già ad oggi, e mancano ancora una settimana. Il ritrovo dove ci troviamo sempre noi prima delle partenze è via Uruguay 14, Bar Lilli, se posso fargli pubblicità, Bar Lilli. Noi al Gallaratese. Quartiere Gallaratese a Milano. Noi alla domenica partiamo sempre da lì. E poi molti si aggiungono dopo in Poi base a dove andiamo. ho detto, per sapere tutto di queste gite qua, ci seguite sui social, su YouTube, su Facebook, e ogni volta diamo tutte le indicazioni, contando che poi il venerdì, quando abbiamo la settimana prima della gita, facciamo sempre la live dalle 22 alle 23 sul nostro canale YouTube, Duck Road Milano Scooter. Ma abbiamo un altro ascoltatore, oggi siamo ascoltatissimi. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno a tutti voi, io mi chiamo Franco e chiamo da Biella. Ciao Ho fatto Franco. parte del gruppo fino a poco tempo fa, perché adesso ho cambiato moto e quindi volevo soltanto fare una precisazione sul gruppo. Allora, normalmente uno guarda questo gruppo di motociclisti e pensa che siano i soliti montati che vanno in giro, fanno casino. In realtà io ho partecipato a una loro uscita e oltre che trovarsi subito come in famiglia, perché sono tutti quanti amici a prescindere dal tipo di mezzo che hai, dal tipo di persona che sei, ti fanno subito sentire accolto, ma sono tutta gente molto semplice, gente che si emozionava per un paesaggio, per un'uscita. Noi siamo andati in una località, poi dopo abbiamo preso un greto di un fiume e io arrivo chiaramente dalla campagna, non è che sono un cittadino, ma mi sorprendevo nel vedere nei loro occhi queste emozioni del contatto con la natura. E lo scopo del gruppo, a quanto ho potuto capire io, è proprio quello di un po' ritornare indietro nei tempi quando ancora da ragazzini si andava via con le gite, con i pullman tutti quanti insieme per condividere un momento piacevole, non per creare casino, ma per stare tutti insieme e insieme condividere questo piacere. Quindi io ringrazio nuovamente tutti di avermi accolto. Ringraziamo noi, Franco. Franco. Ringraziamo noi. Vogliamo ogni bene. tanto farti rivedere, magari, dai. Per un Sicuramente, saluto. magari quando venite poi su al Santuario d'Europa magari mi faccio trovare. Sì, va bene. Ciao Franco, ciao. Ecco signori, questo è il mio modo di fare radio, riesumare i rapporti umani e farli appunto vivere, cioè perché appunto siamo uomini, siamo esseri umani, uomini e femmine e maschi, siamo appunto esseri umani e che amano stare assieme ai loro simili e se possibile dare anche una mano ai loro simili. Voi sicuramente sapete appunto anche dare consigli, se uno per esempio vuole diventare uno scooterista gli sapete indicare appunto in base alle fattezze di una persona quale tipo di scooter prendere o meno. Sostanzialmente sì.
Penso di sì, almeno. C'è stato qualcuno che ci ha chiesto qualche consiglio perché era il primo mezzo che prendeva, eccetera, eccetera, e voleva partire magari con una cosa grossa, e abbiamo detto: ascolta, il minimo è 300, non prenderti neanche 400, però prenditi quello, inizia con quello, poi dopo poi non si sei vedrà. abituato. E poi anche a gente che dalla moto è passato allo scooter. Sì, Poi. anche quello capita nel nostro gruppo, perché gli è piaciuto il nostro gruppo. Abbiamo un altro ascoltatore e diamo la precedenza ai nostri ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, sono Roberto da Pavia e volevo ringraziare per aver preso la mia telefonata e soprattutto volevo ringraziare il Zaccarot. È un gruppo fantastico. Ciao Roby. Ciao Roby. Ciao a tutti, grazie ancora, non so come dire, esprimere il mio gradimento. E non vedo l'ora di incontrarvi, anche se dovrò saltare la prima uscita perché ho degli impegni che non posso dilazionare. E vi dico la verità, è un gruppo fantastico, no? Dovete solo partecipare. Grazie mille, Roby. Quindi se salti la prima ci vediamo il 13 poi, dai. Sicuro. Vedi sicuro. Mimmo, questo ci fa piacere a noi, quando poi senti Questo queste è testimonianze della gente scontato che è venuta con il noi, 13 ci vediamo. che siamo una grande famiglia, questa è la cosa che ti fa bene al cuore. Certo. Grazie Roby. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Beh, questa poi è una roba che serve, è una cosa che serve appunto soprattutto in questo momento in cui ci sono venti di guerre dappertutto, c'è chi... Ma voi avete pensato mai a un vostro scooter armato? No? Cioè, non c'è uno scooter col... Sì, ma ti faccio vedere come si chiama il mio scooter. Bandito. Vale quello di Roby Demone. Qua abbiamo bandito e demone. Il mio Mojito. Diciamo che comunque noi siamo la cosa forse più lontana dalla guerra. Sì, esatto. No, Noi siamo stavo vedendo persone se di lui cuore, se passava dal Mojito passava. Lui adesso sbagliato. alla pesca adesso. Appunto perché siamo persone di cuore e tutti quanti abbiamo pensato di omaggiarti con una magliettina e un copricollo e un adesivo dei DAC. Grazie. Questo lo andrò a mettere sulla porta della regia. Ok? Boh. Grande, Mimmo. Grazie, Grazie siete molto gentili. La maglietta mi serve perché ultimamente mi sa che oggi è verde militare, che quindi sarà guerra, vedi? No, non si parla di guerra. No, dico. Io appunto ripeto, più che come oggi, perché in Italia abbiamo bisogno di questi momenti, abbiamo bisogno appunto di ritornare a quelle che sono le pulsioni naturali degli esseri umani, che è quello di stare assieme e quello anche di divertirsi, perché voi sicuramente quando appunto siete assieme vi divertite. Sì. No? Sicuro proprio al 100%. Gli abbracci, che noi tutti neanche quando ci abbracciamo, ci baciamo, quelle sono le cose veramente che mi fa sta bene a me. Ma poi in un Una cosa mondo bellissima. che adesso è basato sui rapporti digitali, sui rapporti virtuali, cioè il fatto di vedere persone nuove, cioè loro sono tutti amici nuovi. Beh, poi come diceva l'amico di Biella, persone persone vere che si emozionano, che appunto gli luccica quando vedono certi paesaggi. Certo. E poi voi vi siete fregiati di questo simbolo di sto papero. Ci sono bambini che vivono i paperi, non riescono manco a conoscerli, manco a vederli, insomma. Perciò siamo scritti anche sulla pelle. Ce lo siamo messi. Fateli vedere i tatuaggi che hai fatto da Qua, collo, va. di là perché sennò non... sono timbrati il simbolo Dark Road. Io tatuaggi non ne ho, è stata una scelta di vita che ho intrapreso 50 anni fa in pratica, però ce n'ho tanti. Penso che aggiungerò quello dei Dark Road sotto pelle. Io i tatuaggi uso farli sotto pelle, questo sicuramente lo faccio sotto pelle e penso che me lo stamperò più vicino al cuore. Grazie. Ripeto, perché appunto voi rappresentate il meglio di questo Tu paese. sai che la domenica che noi abbiamo la gita e ti sconquiffera, presentati, posto c'è, posto sopra qualcuno lo trovi tranquillamente. Dato che sono stato capace di addormentarmi, Lo so. Quello è pericoloso. stavo su una onda di mio cognato, non mi ricordo se era
4,50, 6,50 quello che è. Stavamo andando a Groppello Cheroli, dove appunto io avevo lasciato la macchina, l'avevo da un rottamaio. Mio cognato mi stava accompagnando lì da rottamaio per definire la pratica. Mi stava perdendo per strada. Poi Domenico c'è solo un problema se vieni in gita con noi, che poi quando torni a casa sei triste, perché ti mancherà. Ma io sono pronto per la prossima. Non dico che arrivo anch'io con lo scooter, perché io sono negato. Io a 14 anni... Io quando la domenica incomincia a sparpagliarsi il gruppo che si ritorna a casa man mano lasci tutti gli amici, sono triste la domenica sera e non vedo l'ora della gita dopo per rivedere tutti i nostri amici. Bellissimo. Ma poi Mimmo al limite ti porto io, che il mio fa abbastanza baccano e ti assicuro che non ti addormenti. Sì. Io mi sogno sempre di fare un viaggio con il sidecar. Però non so se il sidecar si può attaccare allo scooter. No, l'abbiamo visto su un T-Max. Abbiamo visto un sidecar attaccato a un Su T-Max. montagna. Sì. Una roba orrenda, però vabbè. No, c'aveva il bungalow. Ce n'è che te. No, non era brutto, dai, sinceramente. Però... Era strano. Dunque abbiamo parlato di carburante che costa un botto, le autostrade che costano pure peggio, ma a voi appunto motociclisti, posso chiamarvi così? Sì, dai. Se non si offendono loro. Vabbè, allora voi scooteristi, insomma. Ma qualche agevolazione dal punto di vista di sconti e cose varie? No, niente. Io riguardo al carburante, poi volevo dire una cosa, che se torniamo indietro di qualche annetto, quando costava più o meno 1,4, ok, se si possono dire i prezzi, eccetera, eccetera, c'è stato un momento folle che è salita quasi a 2 euro, se vi ricordate. Adesso che comunque è tornata a 1,7, 1,8, ok, tra virgolette, se posso dire, tanti pecoroni, vabbè, però si è abbassata così. No, non si è abbassata. Costava 1,4, te l'hanno portata a 2, adesso costa 1,7, 1,8 a seconda dei giorni. Cioè, sembra quasi che ci vogliono fare un favore, ma non è così, perché se volete farci un favore ce la riportate 1,4, tipo 5 anni fa forse. Anche un po' di più. 6 anni, non lo so adesso. Sì, ma Quindi anche la differenza tra la periferia e l'autostrada, perché c'è una differenza di prezzo. Governo e governanti, capite a me, cioè se voi abbassate quello che sono i costi dei carburanti, oltre che fare un favore, dare una mano agli scooteristi, ma date una mano anche a tutti gli autisti, a tutti quelli sia di veicoli che anche dei mezzi pesanti, considerato che noi abbiamo il trasporto su gomma in Italia, siamo ancora sull'80% se non di più. Cioè, se voi appunto date un aiuto al popolo italiano a sopravvivere o comunque a poter affrontare il lavoro in maniera più giusta, cioè si rimette in moto l'economia, si rimettono in moto i consumi e da cosa nasce cosa. Perciò ascoltate le parole di chi sta in mezzo alla gente e soprattutto della gente. Ora non è possibile, io qua c'ho 1 e 2 rappresentanti, cioè di lavoratori che lavorano sui furgoni, no? Cioè, questi stanno sempre in giro, insomma. Hanno diritto, quando smettono di lavorare, di poter andarsi a fare una passeggiata senza dover fare un mutuo. E allora quello che voi chiedete alla gente in costi di accisi, fra accise, benzina e cose varie, pigliatele dalle ditte. Non voglio fare nomi perché non voglio, cioè non è che c'è solo Amazon, ci stanno tante altre grosse entità che lavorano qua, i guadagni li prendono qua, però qua non pagano più che poco e niente, insomma. Gli attivi se li portano a casa loro. Allora cominciamo, appunto, se non volete tassare le grosse aziende, però perlomeno date modo agli italiani, alla gente, al popolo di poter vivere, di potersi andare a fare una passeggiata o con gli amici o con la propria famiglia senza appunto dover appunto spendere la metà dello stipendio, insomma. Ma prova a pensare solo se abbassassero, non so, il carburante di 3 centesimi, un'azienda di autotrasporti che ha tanti mezzi, quanto può risparmiare sulla quantità. Quindi anche quello, parlando sempre del carburante, visto che stiamo parlando del carburante, eccetera, eccetera. Non solo quello,
anche che ogni 2 anni devi fare la revisione allo scooter. Anche. Sono soldi, 80 euro. Sì, le revisioni dovrebbero farle ogni 2 anni ogni 4 anni. alle strade e non costringere noi a saltare i fossi. A mettere ogni volta mano al portafoglio ogni 2 anni. E vabbè. Tu sei stato troppo silenzioso. Sei messo lì. No, il CEPAS mi fa ridere perché tu sai quella della storia della mia patente. Andavo in giro con mia moglie, andavamo in giro insieme, tutti in gita. Io con la macchina pago uguale allo scooter, anche se eravamo su in 4. Loro con lo scooter, una persona paga quanto una macchina con 4 persone. È giusto? No. Spiegami. Il legislatore evidentemente pensa, dato che questi quando possono scivolano via, devono essere mazzolati in qualche maniera, perché il legislatore poi mica scherza, quando deve trovare il modo per tartassare o per comunque sia per affossare la gente, sono maestri. Anche perché i legislatori di solito sono tutta quella massa di burocrati che guidano lo Stato. Perché non è, i ministri contano e non contano. Chi conta veramente sono i burocrati, che sono quelli che appunto decidono se farci fare 5 respiri anziché 4. Comunque, signori, qua il tempo è volato via. La mia adorata e bellissima regista mi ha detto che appunto siamo ai saluti, perciò passo a voi la parola. Lorenzo, dai tu i vari riferimenti per raggiungervi. Allora, i riferimenti sono quelli che vi abbiamo dato prima, ve li ripeto, è YouTube, DAC Road Milano Scooter, vedete le nostre gite, vedete le nostre live pre-gita che le facciamo sempre il venerdì sera dalle 22 alle 23, una settimana prima della gita. In questo caso ce l'abbiamo stasera. E poi ci trovate su Facebook, sempre a nostro nome, DAC Road Milano Scooter, e per chi abita in altre zone c'è sezione Verona e sezione Bolzano, sempre su Facebook questo. Un saluto a tutti e grazie di averci ascoltato. Grazie Mimmo. Grazie Mimmo. Siamo noi che ringraziamo voi siete il vero che esiste e deve continuare a esistere. Il vero dell'essere umano, il vero del popolo. Continuate così. Grazie. Ciao a tutti. Avete ascoltato Spazio Più. Stai